Siamo con Sara Mella. Sara, doppietta per te questa sera qui al Barison contro un Virtus Padova, però che vi ha sorpreso andando in vantaggio. Sì, sono contenta di aver finalmente contribuito al nostro gioco. Certo, andare in svantaggio non ce la saremmo mai aspettata, ma forse questa sarà una lezione per le prossime volte e questo ci dice di non sottovalutare mai nessuno e giocare sempre come sappiamo e non diciamo di subito entrare in campo determinate. Era da un paio di partite che provavi a registrare il piede, questa sera con 2 gol ce l'hai fatto, diciamo, così. Finalmente speriamo di continuare così e di dare un contributo ancora alla squadra. Dicevamo al mister, c'era forse ancora qualcosa da registrare quanto riguarda il gioco. Certo, cioè, possiamo sempre migliorare ovviamente, speriamo di riuscirci man mano nelle partite il prima possibile. Domenica c'è il Marcon, sfida importante per quanto riguarda il campionato. Sì, certo, cercheremo di dare il meglio come ogni domenica e dobbiamo portare a casa i 3 punti ogni domenica e quindi speriamo bene. Grazie Sara. Grazie a voi. Siamo con Giulia Piantari. Giulia, sei la prima giocatrice che riesce a fare gol al Vittorio Veneto. Complimenti. Vittorio Veneto che avete colto di sorpresa andando in vantaggio. Sì, ci abbiamo creduto dall'inizio, volevamo portare a casa almeno un punto, però noi ci ha penalizzato il fatto dei diversi infortuni che abbiamo avuto e quindi Ce lo diceva proprio il mister vostro che a centrocampo mancate con qualche pedina. sì, non c'era nessun centrocampista dei nostri, quindi eh, ho avuto molta difficoltà perché nessuno a centrocampo non riusciva a chiudere nel modo adatto e quindi il Vittorio Veneto è riuscito a segnare più gol. Dicevi proprio il vantaggio che proprio è durato poco per voi e poi il Vittorio Veneto ha preso il largo. Sì, ha preso il largo perché si è caricato ed era arrabbiato con noi per il gol ed è andata così, però siamo penalizzati molto dai diversi infortuni. Io sono rientrata oggi dopo un mese e noi siamo qui per salvarci e ce la metteremo tutta, nonostante le difficoltà. Domenica prossima vi aspetta la Federazione Sammarinese, neopromossa come voi. Che partita ti aspetti? Io mi aspetto un match decisivo. Vogliamo i 3 punti assolutamente perché ce li meritiamo. Sono diverse partite che perdiamo all'ultimo minuto e non ci va giù. A parte oggi. Sì, a parte oggi che il match è stato quel che è. Grazie Giulia e in bocca al lupo. Grazie a voi. Allora, mister, vittoria 5-1 sul Padova, ma c'è ancora qualcosa da registrare. Sì, sì, il gol che abbiamo preso dimostra il fatto che se noi, come dicevo alle ragazze, se noi non siamo attente e concentrate, queste sono le sbavature che magari possono compromettere anche una stagione, perché se noi avessimo preso il gol invece che al 12°, avessimo preso il 90°, non c'era tempo poi per recuperare. Quindi le stesse parole che ho detto alle ragazze sono proprio queste, devono essere sempre concentrate, non sottovalutare nessuno, perché comunque io sarò quasi paranoico, però lo ripeto, anche oggi abbiamo trovato difficoltà, come ne troveremo ancora. Devo essere sempre al massimo, concentrate, cercando di non sottovalutare, come ho detto prima, e mettere in campo quel qualcosa in più ogni gara. Può aver distratto magari i risultati del pomeriggio, magari nella testa delle ragazze. No, non credo anche perché io dico spesso, anzi quasi sempre, forse l'inverosimile, di non guardare nessun altro, noi guardiamo solo noi stesse, noi possiamo fare la differenza nel bene e nel male. Oggi comunque abbiamo visto che una squadra con un punto solo in classifica ci ha messo in difficoltà e quindi dobbiamo un attimo registrarsi, come hai detto benissimo te, fare magari un po' di coscienza, pensare che non sempre tutto ci è dovuto, ma quello che portiamo via dal campo dobbiamo guadagnarcelo ogni centimetro, ogni secondo della gara.
C'era qualche, a parer nostro, qualche magari problema a centrocampo con Foltran e Pistis? Hai cambiato più volte la posizione a Pistis. Sì, 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 questo è vero. Sono quelle cose nelle quali un mister magari vede una giocatrice durante la settimana e prova certe giocate. Io credo che tutte si debbano mettere poi al servizio dell'intero collettivo. Poi sì, come hai detto te, ho cambiato modulo, l'ho messa in mezzo, mentre nella prima parte della gara giocava esterna. Sì, ci sono soluzioni, ho svariate soluzioni anche per adattare poi al gioco che vogliamo fare e anche adattarle al gioco della squadra avversaria. Gioco che dovrai adattare per la sfida prossima, che è quella contro il Marcon. Sì, sì, Marcon, so che oggi mi sembra pareggiato, sì, ma ripeto, noi andremo a Marcon penso con un po' di umiltà, sicuramente non sottovalutandoli, considerando che se stiamo bene, se vogliamo fare la partita possiamo farla, viceversa, se pensiamo di essere già arrivati o aver fatto quello che qualcuno già ci aspetta, ci sbagliamo di rosso. Il campionato è lunghissimo, ogni gara è una battaglia, anche oggi insomma, qualcuno di noi ha riportato qualche segno di troppo sulle gambe, ma insomma questo è il calcio. Pensiamo che domenica, come domenica prossima, come fino alla fine del campionato, sarà dura per noi. Siamo con mister Di Stasio, mister, partenza alla grande per il Virtus Padova, poi però si è un attimo perso. Ma non è che sia perso, noi pagavamo un grosso problema il fatto che oggi eravamo senza centrocampo perché le nostre ragazze purtroppo erano infortunate, però questo non toglie nulla alla squadra che ha dimostrato, la squadra del Vittorio ha dimostrato di essere una squadra compatta, decisa, forte. Le nostre ragazze non sono abituate ovviamente a giocare a questi livelli, hanno bisogno di crescere, di fare esperienza e questi 5 gol che hanno preso sicuramente gli serviranno per fare esperienza. Poi il fatto purtroppo di essere rimasti anche in 10 ha pesato ancora di più, ma sicuramente il risultato non avrebbe cambiato. 90 aveva detto proprio in settimana il pallone rotondo vogliamo giocarcela. Fino a che punto secondo lei se l'è giocata questa Virtus Padova? No, oggi la squadra sostanzialmente non l'ha giocata, nel senso che ha dovuto subire una squadra sicuramente più forte di lei e sicuramente nemmeno come dicevo prima l'esperienza ha potuto dare sostegno. Probabilmente a ranghi completi magari qualcosina in più riuscivamo a fare, però insomma noi siamo consci del fatto che è un primo anno che serve di esperienza, il nostro obiettivo è la salvezza e quindi lavoreremo molto su questo perché la mentalità secondo noi non è ancora quella di un campionato di Serie B. Vittorio Veneto che comunque, nonostante abbia fatto 5 gol, ne ha sprecati altrettanti. Sì, è stato molto sprecone, anche noi abbiamo avuto qualche occasione, insomma potevamo anche sfruttarla, però è chiaro che poi davanti a una posizione di inferiorità anche numerica tutto diventa anche più semplice, ma ripeto, nulla toglie perché anche il primo tempo a parità numerica sicuramente noi siamo stati inferiori sul campo. Avete una partita da recuperare con il Perugia e domenica intanto si va. Ma adesso domenica io non sottomano il campionato, mi sembra che abbiamo il San Marino, una squadra alla nostra portata, quindi insomma Ne ho promossa anche questa. ecco, ne ho promossa come le Saponerie eccetera, quindi sono squadre con le quali possiamo giocarci. Le partite precedenti le abbiamo perse, la settimana scorsa hanno pareggiato al 90esimo, abbiamo sbagliato molti gol nelle prime partite, insomma ci arriveremo piano piano insomma, con molto lavoro. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi.